Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto per quanto riguarda questa edizione flash relativa alle ultime notizie dal Friuli Venezia Giulia. Una persona ha perso la vita nella prima serata di ieri per le ferite o forse un malore che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato nella zona industriale di Attimis. La vittima Rolando Perusin, 69 anni. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Cividale, l'uomo ha perso il controllo della vettura che è finita in un fossato a bordo strada. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto immediatamente l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tarcento insieme all'automedica proveniente da Udine. Hanno attivato, come detto, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Inutili purtroppo le manovre salvavita praticate dal personale medico infermieristico. Per la vittima non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso. Un uomo di 35 anni d'età è stato soccorso dal personale medico-infermieristico poco dopo la mezzanotte per le ferite che ha riportato a seguito di un sinistro che si è verificato in via Freschi a Sesto a Reghena. Per causa in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura che stava conducendo e la stessa si è cappottata più volte in mezzo alla strada. Il personale medico-infermieristico ha preso in carico il ferito che è stato trasportato privo di sensi in volo all'ospedale di Udine. Le condizioni di salute sono molto gravi. Su attivazione degli operatori della sala operativa della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, i volontari della squadra comunale di Frisanco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri a supporto, per quanto di loro competenza, assieme ai vigili del fuoco e agli operatori comunali lungo la ex strada provinciale 26, come documenta la telefoto, per l'esondazione di un piccolo rio minore che ha tracimato e portato soprattutto sulla sede stradale materiale ghiaioso. La strada nel frattempo, dopo i primi interventi, è stata aperta a senso unico alternato. Nella giornata odierna sono in corso le opere terminali di pulizia, messa in sicurezza e la riapertura al transito su entrambe le carreggiate. Chiudiamo qui questa edizione flash, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.